A scuola non ci si infetta più che altrove, quanto emerge dai primi risultati del monitoraggio nelle scuole del Veneto, che dal 7 gennaio al 23 febbraio hanno registrato 1421 episodi di contagio, coinvolgendo tra isolati e positivi 25.542 persone, tra studenti e personale docente e non docente. 2.330 gli studenti che hanno proseguito la didattica in presenza, avendo un caso isolato di positività in classe. Ci sono proprio delle linee di indirizzo che sono state adottate dalla Regione Veneto, peraltro un caso abbastanza unico nel panorama nazionale, e che cercano proprio di dare un criterio, una disciplina proprio alle casistiche di chiusura quando a scuola si verifica il caso positivo, con una logica di tipo conservativo, cioè di mantenere il più possibile la didattica in presenza e quindi evitando il più possibile ovviamente i casi di quarantena generalizzata a tutta la scuola o a tutte le classi. Ma a scuola ci si contagia quanto e come in questo periodo? Sono le scuole una fonte di contagio oppure non sono differenti da altre situazioni? Ma direi che proprio i dati che sono stati presentati oggi dimostrano che la scuola è un luogo dove si usano ovviamente una serie di cautele, di protocolli, ma dove ci si contagia esattamente come in altri luoghi. Proprio il dato dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni e l'analisi della causa del contagio dimostra che sono divisi a metà. Una metà si è contagiata fuori, quindi in contesto non scolastico, una metà ha avuto invece il contagio a livello di scuola. Uno dei progetti, quello nelle scuole medie di terza media, è un po' una apripista di quello che potrebbe essere un comportamento per riportarci alla vita normale, cioè il test fai da te. Sì, diciamo che io lo vedo come dal punto di vista scolastico come un progetto anche di educazione civica e è anche un po' per i ragazzi mettere le mani in pasta. La nostra scuola è una scuola ancora con un'impostazione molto teorica e che tende anche molto a proteggere, a tutelare da ogni contesto pratico gli studenti. Questo progetto, diciamo così, permette ai ragazzi di testare su se stessi, ovviamente con tutte le cautele previste, con la presenza di un operatore, di fare pratica anche lui rispetto al Covid, diciamo così, quindi al campionamento dei casi. Si può dire che la popolazione scolastica è disciplinata? Assolutamente sì, devo dire che a scuola, io a volte lo dico, ci sono regole molto ferree e che appunto i dirigenti scolastici, i docenti si impegnano a far rispettare, che credo siano state ormai interiorizzate da tutti gli studenti. Noi abbiamo lavorato duramente quest'estate proprio per mettere a punto con le scuole tutti i protocolli di sicurezza, per metterle in condizione di attuarli, e devo dire che queste misure, accanto a quelle adottate recentemente sul trasporto scolastico e quindi sul potenziamento del trasporto scolastico, hanno tracciato un po' tutto il momento della vita scolastica con le misure di sicurezza.